Ossin i componenti del corso di lingue e culture furlanis che si tente Università de terza età di San Giorgio di Noiar. Da questo corso si impara a lei e a scrivere per furlan e a conoscere la storia e la cultura del Friuli. La lingua furlane è di antica divenienza nobiliare che anche al di due si le favele in tutto il Friuli storico, comprendendo buona parte del mandamento di Puart, come a Sotvinesie e a Sapade, appena tornato in Friuli. In questa regione, Ciapan-Drenti anche Trieste, vivono circa 1.250.000 persone, di che il 75% a favela in Parfurlan, senza contare che vivono in giro al mondo, che si stima passa 1 milione di favelans furlan. Una vera lingua con un vero popolo. Alle perché che una domenica di mattina una parte dei componenti del corso di San Giorgio sono là a fare visite a che è considerata la scritta furlane più antica che esiste, ma anche per fare visite al castello dei nobili e dei partistani restaurati di recinto. Quando ho partito di San Giorgio, alle brutto tempo e la comitiva di studiosi con le macchine arriva fin da Pis dei scolini di Artemis, dove che è il museo del territorio. Tanto che conduttore del corso e documentarista us presenti la comitiva. Di ciampe a drette il troppo alle formate di Francesco, Virginia, Valeria, Irma, Maria, Silva e in prim plan Carla. Dopo dal caffè si visita il museo e si vise anche l'archeologo che ho sin rivaz e che nos farà di guida dal castello dei partistani. Magari così no, il castello è sul flanco di una collina e alla fin lassù è impegnativo. E i probabili escursionisti sono un tic preoccupati. Ossin in pieno autunno, le giornate si sono scurtate e il sorelli va a monte a buon'ore. Il tempo per visitare i luoghi prefissati si scugna scurtaio, alle perché che ho in priorità a visite al castello. Da Pis dal castello alle Faris, una frazione di Artemis, che è il nostro ponte di partenza per avventure, e la comitiva si divide. Una parte va su in macchine, intanto che i più temerari vanno su a piedi. Per fortuna il brutto tempo ha ceduto il passo al sorelli che illumina il percorso e regala agli escursionisti il buon umore. Lassù il panorama è splendido. La guida nos accompagna alle visite dal castello, scomenzando da Grande Tor. E come allora, anche se instruc, us conti la storia del castello dei partistani. Fatto su torna all'anno 1000 del nobile famiglia bavarese Monsburg, dal XII secolo il castello passa sotto la nobile dinastia feudale dei Atems.
È con loro che compariscono le prime documentazioni scritte dal castiel. Torna la fine del XIII secolo e ci ha pepito la famiglia dai Cucagne di Faedis. Dal 1172 Herbert di Faedis al diventa signore di Partistain, passando il titolo ai suoi discendenti. Per causa di cruenti assedis, dal 1239 e dal 1309, le strutture del castiel appatiscono tanti danni. Dal 1420, in re di Partistain al fas alleanze con Taddeo di Este, un generale de Serenissime. E dal corso del XVI secolo, i nobili abbandonano il castiel al suo destino. La parte più antica, fortificata, che voi si vede sulla parte più alta, è formata da grandi torri. Qual è la parte originale da quella ricostruita? Utilizzando le stesse pietre si fa fatica a capire. Ma l'importante è avere, no? L'importante è avere, poi dipende sempre dalla fruizione che uno vuole dare nel recupero. Non sono mai andati avanti di pari passo, quindi Quello è stato un danno. E questo è stato un danno, si sono perse alcune informazioni, però in 30 anni le sensibilità cambiano e anche la mano di chi ha operato il restauro non è sempre stata la stessa, quindi ci sono L'Iglesia di San Svualt, sopra c'è un altro strato che fa parte dell'angelo dell'annunciazione. de cisterne e dai resti e dai murs de domus, la probabile abitazione dei nobili. Il mastio, invece, il grande stabile che si vede più in basso, è stato costruito in un secondo tempo, dal XIII secolo. Sviluppato su 3 plans, il mastio era in collegamento con la domus nobiliare. Con là dai secoli, tutto il complesso comodato ha rifatto più volte, come già detto per causa degli assedi subiti in tante desvuere strapotenze, è stato definitivamente abbandonato dal corso del 1500, a conto di fatto che dal 1642 il castiel è già ormai lato così tanto in rovine che il conte Baldassar di Partistain ha dato ordine al popolo di tirare giù i cops e dopraio per propri stiasis. Il progetto di recupero e valorizzazione di tutto il sito, scominciato a partire dal 2006, è stato realizzato con gli autori dell'Unione Europea, della Regione Friuli Venezia Giulia e con risorse dal Comune di Artemis. Al DDV cui che visiterà il sito recuperato, dal buon risultato del lavoro accetterà sicura soddisfazione e anche no altri o si sta soddisfatti. La comitiva, trasferita in paese, è stata un recluso in feste con int, legre e baracchi di ambulanza in place. Ma dai, ma l'avete buttata
La nostra comitiva allora fa visite alle uniche antiche preziosissime frasi scritte per Furlan su di una plotte di pietre, che proprio per giorno de porte del campanile nos testimonia la data di costruzione del campanile stesso e cui che lo ha fatto su. Di fatto, semplificando, la scritta è dice così. 1440 fu cominciato l'autor de reclus lo primo di de giugno, Pieri e Toni soffradi di buie. O ripeto, questa è la scritta per Furlan più antica che esiste. Dopo aver dato un cuc anche all'iglesia di San Silvestri, con pittori dal Tanner, che è lì da proof, non sconti dal buon gusto in compagnia fatta dal ristorante lì in place. Agli era così buon che non hai perduto tempo a fare fotografie. O ves di fidarsi, agli era buon e abbondante. Per fare un scrodi, us fa sapere che ho tornato a casa che agli era quasi scuro. Se non fosse stato così, o sarei arrivato a casa con sorelli anche molto alti. Mandi!